Cominciamo con Lucio Dalla, sono le 7:22 del 28 maggio 2026. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella. Buongiorno da Francesco Casule, buongiorno a Gisberto Nicoletti. Gisberto, oggi 28 maggio 2026, ti ricordi cosa accadeva 23 anni fa? No, 28 maggio 2003 si coronava il sogno d'amore di mio fratello e mia cognata, che si sposavano, ma soprattutto si sposavano mentre mio fratello coronava un altro sogno. In quel giorno ci fu la finale di Champions League tra il Milan e la Juve e mio fratello vinse la Champions League. Da quel giorno l'anniversario non è il 28 maggio ma è il 28 Manchester, quindi tanti auguri a mio fratello e a tutti i milanisti che come me ormai vivono di ricordi, visto che adesso la Champions non la vediamo neanche con il telescopio, ma va bene così. Non è di questo che parleremo però oggi, anzi parleremo innanzitutto di quello che è accaduto alla Terza ieri, primo giorno. L'abbiamo intervistato ieri mattina il sindaco Giuseppe Cristella, era qui con noi in collegamento. Poi è andato in comune, c'è stata insomma una lite furibonda con il comandante dei vigili urbani Frigiola. Sono finiti entrambi in ospedale, però il sindaco rischia di essere sottoposto a un intervento al cuore per delle problematiche che sono emerse. E insomma cercheremo di raccontarvi i dettagli di questa vicenda, da come è nata soprattutto questo scontro il primo giorno. Ce lo racconterà Dario Benedetto di Gazzetta del Mezzogiorno. Poi ci sposteremo a Taranto per parlare dei centri estivi. È arrivata la conferma dall'assessora Lincesso. Le famiglie dovranno anticipare, ma sarà solo un piccolo acconto, ha detto, nessuna verrà lasciata sola. Oggi terzo giorno del Salone Mediterraneo dell'Impresa al Circolo Ufficiali. Ieri la presenza di Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio. Oggi avremo invece con noi Spadafino, presidente di Confcommercio Taranto. Ci faremo raccontare cosa ci attende in quest'ultima giornata. E poi oggi è giovedì e quindi appuntamento con Maristella Massari per parlare di Orizzonte Taranto. Questa sera si parlerà di lavoro e di giovani, soprattutto anche e soprattutto alla luce della classifica del Sole 24 Ore. E in qualche modo si cercherà di non solo analizzare questo risultato, ma anche di capire se poi corrisponde perfettamente alla realtà o meno e quali sono le opportunità che Taranto sta sviluppando da questo punto di vista. E poi, come ogni giovedì, è il momento delle frequenze divergenti. Torna la nostra Liliana Doria. Oggi parleremo del coro delle mani bianche, l'inclusione attraverso la musica. Ci accompagnerà in questa scoperta Tiziana Spagnoletta, che dirige il coro delle mani bianche. Che cosa sono? Non ve lo anticipo, ve lo raccontiamo fra pochissimo. Adesso però c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon giovedì da Maia e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, novità, sorprese ed emozioni molto presto vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti, ma non subito. Attenzione a non sperimentare con leggerezza terapie, diete o cure non adatte a voi, anche se alla moda. Toro, stare vicino alle persone care vi farà stare bene, dandovi sicurezza e una vita serena. Nel lavoro porrete le basi per un nuovo investimento, sul quale però dovrete lavorare con costanza e impegno. Gemelli, sospinti dall'euforia, avrete una gran voglia di lanciarvi senza esitazione alla conquista della felicità. Giornata meravigliosa in coppia, vi sentirete amati e coccolati e non potrete chiedere di meglio a questo periodo. Cancro, in questa giornata potete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Mostrerete tutto il vostro carisma e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa. Leone, la fortuna potrebbe bussare alla vostra porta. Nel lavoro la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito, dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Come dice il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera. Vergine, fate ordine intorno a voi, sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale, la vostra vita sociale. Avete bisogno di una significativa svolta, quindi vestitevi e uscite. Bilancia, oltre a ritagliarvi del tempo per voi, cogliete ogni occasione per stringere nuove amicizie e magari rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro sarete inarrestabili, incontenibili e inafferrabili.
Scorpione. Rivaluterete positivamente una persona riscontrando un feeling particolare. Nel lavoro socievoli e spontanei saprete essere leader indiscussi. Se operate alle dipendenze altrui, si prospetta un periodo molto fortunato. Sagittario. In campo sentimentale in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su alcune scelte fatte in passato. Cercate di capire con presenza e consapevolezza esattamente che cosa provate e cosa volete. Capricorno. Avrete oggi una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi che per i progetti del collettivo. Acquario. La sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno più bisogno. Avrete oggi anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni difficili da prendere. Pesci. Abbiate più cura della vostra salute. Sviluppare una maggiore percezione di voi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto. Oggi vi saluto con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o di tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Grazie a Maya per averci raccontato le stelle. Ora noi torniamo in edicola, ma prima di andare in edicola vi do una notizia dell'ultima ora appena giunta in redazione. Questa mattina gli agenti della squadra mobile di Taranto e gli agenti della polizia penitenziaria hanno dato il via a un'operazione congiunta. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito 11 misure cautelari per un'ultima inchiesta su droga e telefoni nel carcere di Taranto. Sono 5 le persone finite in carcere, 5 ai domiciliari. Per una persona invece è stata disposto l'obbligo di dimora. I poliziotti guidati dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dal pubblico ministero Marco Colascilla hanno eseguito l'ordinanza firmata dal GIP Giovanni Caroli dopo gli interrogatori preventivi fatti alcune settimane fa. Altri dettagli ve li racconteremo nel corso della puntata di Buongiorno Taranto. Adesso invece diamo uno sguardo ai quotidiani. Il Corriere del Mezzogiorno: firme del centrodestra contro il rialzo IRPEF, firme del centrodestra contro il rialzo IRPEF, e poi bollo addio a 200 milioni. La regione cancella sanzioni e interesse per chi non ha pagato. E poi il bisturi del Papa su Casa Sollievo, si parla di San Giovanni Rotondo, l'ospedale di San Pio, poteri straordinari a una commissione di vigilanza per mettere ordine nei conti. Fondazione gravata da 200 milioni di euro di debiti, Leone, migliori soluzioni e prudente gestione. Andiamo a dare un'occhiata invece alla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è alla regione, tasse, lo scontro, sanità, il centrodestra in piazza contro l'aumento IRPEF. De Caro ai direttori dell'ASL, fuori la politica dagli ospedali. Fa sorridere però, diciamo, De Caro che li ha nominati e che è un politico dice fuori la politica dagli ospedali. Vabbè, al centro della pagina si parla di calcio, Dela e Leccese, scontro sullo stadio, no all'uso del San Nicola, la rottura dopo la retrocessione del Bari in Serie C, e poi la Matarese fallita per i soldi messi nel calcio. Il nipote dell'ex patron parla della società della famiglia Matarese, su cui ora pendono le accuse di bancarotta. Chiudiamo con un editoriale in prima pagina firmato da Arturo Guastella, La cultura senza memoria di Taranto, che vi consiglio davvero di leggere. Tra un po' tutti gli altri giornali, ora però c'è la New Hit. E alle 7.35 la nostra New Hit. Ora diamo uno sguardo alle altre prime pagine dei quotidiani. Dopo Corriere Gazzetta e con l'edicola, Bari volano gli stracci tra Leccese e Dela e De Laurentiis, presidente, ricorderete, del Bari, e insomma ormai dopo la retrocessione è davvero scontro a viso aperto. Al centro della pagina invece Papa Leone commissari a Casa Sollievo della sofferenza, la situazione di esposizione con debiti che si aggirerebbero intorno ai 200 milioni di euro era nota. La
situazione era nota e ne aveva fatto cenno anche il segretario di Stato Parolin lo scorso 5 maggio. Andiamo a dare un'occhiata invece al Quotidiano di Puglia. Terrore ai servizi sociali, minori fragili e violenti. No, questa è la prima pagina di ieri, scusate. Qui l'hub energetico e digitale, la Puglia può essere strategica. Festival dell'energia, intervista al ministro Pichetto Fratin, nucleare è la scelta giusta. Al centro della pagina invece neosindaco e comandante, la lite e i maluri, ricoverati, tensione alle stelle alla terza tra Cristella e Frigiola, che è il comandante della polizia municipale. E proprio di qui partiremo nei nostri approfondimenti. Che è successo al primo giorno da sindaco di Giuseppe Cristella? Ieri, vi ricordate, lo abbiamo intervistato, poi insomma la lite furibonda col comandante e ora rischia di essere sottoposto a un delicato intervento al cuore. I dettagli però ce li racconterà tra pochissimo il collega di Gazzetta del Mezzogiorno, Dario Benedetto, quindi non andate via, restate su Cittadella. Vi lasciamo in compagnia di musica, ne scegliamo una così, intanto la state già sentendo. RV, questa è Lie to Me. 7.39, siamo pronti per cominciare i nostri approfondimenti e come annunciato ce ne andiamo alla Terza per parlare di quello che è accaduto ieri al comune di La Terza, una lite furibonda tra il neosindaco rieletto, diciamo per la terza volta, Giuseppe Cristella, e poi il comandante dei vigili urbani Sandro Frigiola. Ne parliamo questa mattina con chi Cristella lo ha intervistato per primo mentre arrivava trionfale su questo carro trainato da cavalli bianchi, nel momento in cui è stato chiaro che fosse il vincitore delle elezioni, e chi insomma ieri ha dato per primo anche la notizia di questo scontro gigantesco. Diamo il bentornato qui a Cittadella a Dario Benedetto. Buongiorno Dario, ben trovato. Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dario, all'inizio l'abbiamo presa una storia che aveva insomma quasi del tragicomico, quasi divertente, comandante e neosindaco che si scannavano in comune. In realtà poi la questione nel corso del tempo si è fatta particolarmente seria e delicata, perché le condizioni di salute di Cristella non sono proprio delle migliori, anzi. Sì, infatti all'inizio è stata fatta della sana ironia, qualcuno diceva forse il comandante gli avrà multato la carrozza oppure avrà parcheggiato la carrozza col cavallo in divieto di sosta. Poi invece ci sono stati attimi di apprensione, perché il sindaco di La Terza non solo è stato preso in carico dal reparto di cardiologia dell'ospedale San Pio di Castellaneta, ma addirittura è stato ricoverato e rischia di andare sotto i ferri per problematiche cardiache che lui già aveva, ma che poi si sono complicate. Allora, partiamo invece adesso, innanzitutto auguri di una pronta guarigione al sindaco Cristella e anche al comandante Frigiola, che poi comunque è stato finito in pronto soccorso anche lui. Sì, è finito in pronto soccorso in codice verde, ci abbiamo parlato, chiaramente ha vissuto attimi di tensione, lui l'ha chiamata una vera e propria aggressione, poi chiaramente sarà la stazione dei carabinieri di La Terza a far piena luce sulla vicenda, però grazie a Dio è stato dimesso dopo gli accertamenti ieri pomeriggio, quindi sicuramente avrà qualche giorno di prognosi a casa, ma poi tornerà operativo presto. Allora Dario, invece cerchiamo di raccontare quello che non è stato raccontato, e cioè mi pare di aver capito che insomma la questione era un confronto nello studio del sindaco. Il sindaco si è accorto di un movimento furtivo che sembrava insomma che il comandante stesse per registrare quella conversazione, ha chiamato gli altri dipendenti, una sorta di gli hanno impedito di uscire dall'ufficio, ricordo male? Questa è la sua versione, chiaramente. Poi, la versione del comandante, intendo. La versione del comandante. Okay. Noi abbiamo provato a ricostruire la vicenda, ma vi assicuro non è facile, perché in comune le bocche sono non cucite, sono sigillate. C'è stata una riunione, era il primo giorno, il battesimo ufficiale in comune per il nuovo sindaco. C'è stata una riunione tra sindaco e tutti i dirigenti, una riunione alla quale non ha partecipato il dirigente, il comandante Frigiola, e quindi poi arrivato in ritardo i due hanno avuto un primo incontro istituzionale da soli nella stanza del sindaco. Da quanto abbiamo provato a ricostruire,
pare che il sindaco non avesse intenzioni bellicose. Sta di fatto che poi aspetta, tu dici che non aveva intenzioni bellicose, però diciamo c'è un precedente, cioè nel senso che pare che tutta la campagna elettorale sia stata insomma, era uno dei leitmotiv di Cristella, se non ricordo male, quello di personalmente cacciare tra virgolette il comandante. Usiamo un termine più elegante: sostituire, va bene. Diciamo, sindaco, quale sarà il tuo primo atto? Sostituire il comandante dei vigili. Il comandante Frigiola è parente dell'ex sindaco Frigiola? No, è un omonimo. No, è solo omonimia. Ok. Chiaramente diffuso alla terza, e quindi è stato comandante del sindaco precedente, Franco Frigiola. Comunque sia, la campagna elettorale poi è terminata. I due hanno avuto un primo incontro istituzionale che è degenerato. Hanno fatto tremare i vetri di Palazzo di Città, questo è certo, lo hanno detto tutti. Qualche dipendente ha chiamato i carabinieri, si sono precipitati in comune, ma la frittata era già fatta. Poi i due si sono sentiti male e sono stati trasportati nello stesso ospedale, anche se fortunatamente in due reparti diversi. Ora chiaramente le attenzioni sono tutte rivolte nei confronti del sindaco, perché rischia di essere operato, quindi la situazione è abbastanza delicata. Tra l'altro, io ho avuto in tutto modo questo di cambiare due parole ed è provato, vi garantisco che è abbastanza provato. Dario, in tutto questo tu hai scritto stamattina su Gazzetta anche che ha dovuto immediatamente firmare la nomina del vice sindaco, perché qualcuno lo deve pur mandare avanti sto comune adesso. Sì, certo, non è una notizia bomba questa, perché lo aveva già annunciato. Il mio vice sindaco sarà Salvatore Colacicco, 1300 voti su 10.000 votanti, un risultato straordinario per il nuovo vice sindaco. Parente di Colacicco, direttore generale dell'ASL? Sì, è il figlio. Già direttore generale dell'ASL. Ok. Ha dovuto farlo dal letto in ospedale con la firma digitale, ha dovuto firmare questo suo forse primo decreto urgente, quindi vice sindaco per 2 mesi, poi però aveva promesso che insomma la carica di vice spettasse proprio a Colacicco a tempo indeterminato per 5 anni. E va bene, Dario, finisco la chiacchierata con sì, voi, perché abbiamo 5 secondi davvero. E poi vado in ospedale a trovare il sindaco, quindi se ci sono novità vi faccio sapere. Grazie Dario, grazie davvero, e porta anche i nostri auguri al primo cittadino di La Terza, Giuseppe e anche Cristella, e anche al comandante, assolutamente. Grazie, buona giornata e buon lavoro, Dario. Altrettanto, buona giornata. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Quando torniamo invece parliamo dei centri estivi, la conferma dell'assessore all'incesto. Le famiglie dovranno anticipare, ma sarà solo un piccolo acconto. A tra poco. 7.54, Umberto Tozzi che ci fa visita nel Rewind qui su Cittadella. Adesso invece noi ce ne andiamo a Palazzo di Città, dove c'è stata la conferenza stampa dell'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesto a proposito delle polemiche nate per il nuovo bando sui centri estivi comunali, e cioè a differenza del passato il comune non rimborserà più agli organizzatori, alle cooperative che gestivano i campi estivi, i centri estivi, ma alle famiglie che dovranno quindi anticipare la spesa. Una polemica si è sollevata perché secondo alcuni questo impediva alle persone con difficoltà economiche di anticipare, quindi di far vivere l'esperienza ai propri figli della partecipazione al centro estivo, e quindi anche con problematiche per chi in qualche modo lavora e non sa, una volta chiusa la scuola, dove poter lasciare il figlio. Ieri la conferenza stampa, per rispondere a tutte queste polemiche, ha detto: nessuna famiglia sarà lasciata sola, dovranno anticipare solo un piccolo acconto e saremo vicini a tutte. Ma ci racconta tutto Federica Pompamea. Le famiglie dovranno comunque anticipare la quota per accedere ai centri estivi, ma ad un costo ridotto. Per Sabrina Lincesto, assessore ai servizi sociali del comune di Taranto, questa nuova modalità di pagamento non lascia indietro nessuno. Una decisione necessaria presa a seguito della pubblicazione del nuovo avviso pubblico sul servizio ludico-ricreativo che ha destabilizzato le famiglie più fragili. I genitori, infatti, hanno scoperto che potranno ottenere il rimborso solo dopo aver sostenuto le spese, ottenendo un massimo di 400 euro per i minori
minori normodotati e 800 euro per i minori con disabilità certificata. Una condizione di disagio parzialmente risolta con il supporto delle cooperative, come ha spiegato Maria Michela Magri, coordinatrice degli Amici di Winnie the Pooh. L'assessore ci consigliava di richiedere un anticipo parziale, quindi che possa essere anche semplicemente della prima settimana, chiaramente con un costo ridotto, e poi loro hanno materialmente il tempo di, una volta presentate le fatture e chiaramente anticipato il pagamento della settimana, il comune erogherà il rimborso e loro potranno procedere al pagamento delle altre settimane. Quindi è come se in realtà si trattasse di anticipare soltanto una parte iniziale, poi il resto, il rimborso, avverrà in maniera molto celere. Per alcune famiglie con minori con disabilità, invece, il rimborso di 800 euro non riesce comunque a coprire le reali spese che devono affrontare per i servizi e per le figure professionali richieste, che spesso arrivano fino a 1200 euro, come ha raccontato Anna Sale, mamma di Giada. Il problema appunto è rientrare con quell'importo messo a disposizione, con l'importo messo a disposizione del comune nella copertura di più settimane, cosa che risulterà molto difficile a quanto pare, quindi ci sarà un importo da aggiungere altrettanto importante per poter coprire quantomeno i mesi estivi. Nonostante queste problematiche, che sono state poi raccolte e discusse in privato, l'assessore Lincesso ha mostrato una buona partecipazione da parte delle famiglie. Sono già pervenute 360 richieste, si può inoltrare la domanda di candidatura entro il 7 giugno. Dopo il 7 giugno verrà pubblicata la graduatoria dall'ISEE più basso all'ISEE più alto. Anche i minori con disabilità avranno più accessi. L'anno scorso solo 20 minori con disabilità hanno avuto l'opportunità di frequentare i nostri centri estivi. Quest'anno invece non ci saranno limiti di posti. E noi tra un po' invece ce ne andiamo al Salone Mediterraneo delle Imprese, ne parleremo col presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, e con lui cercheremo di capire quale programma ci aspetta per questa giornata. Quindi mi raccomando, non andate via, restate con noi, vi lasciamo in compagnia di Madame Marrakesh con Volevo Capire. Alle 8:08 comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto sui 96.5, sul canale 94 del digitale terrestre. È il momento di parlare del Salone dell'Impresa, del Salone Mediterraneo delle Imprese, scusate. Oggi la terza giornata dell'evento organizzato da Confcommercio Taranto. Ricorderete il primo giorno l'inaugurazione con Raffaele Fitto, Carlo Cottarelli, occasioni per tracciare un quadro sulla situazione economico-finanziaria del territorio di Taranto, giorno in cui è nato, diciamo, quel grande interrogativo e soprattutto la volontà di trovare una soluzione al fatto che, nonostante i 2 miliardi di euro che siano piovuti su Taranto attraverso JTF, fondi di sviluppo e coesione e una serie di altre misure, le aziende, le imprese tarantine non riuscivano a intercettare questi fondi, e quindi insomma la necessità di mettersi insieme per cercare di acquisire le competenze tali da poter accedere a questi fondi, a questi finanziamenti. Ieri si è parlato anche, è intervenuto il presidente nazionale di Confcommercio Sangalli, che ha detto: senza imprese non c'è sviluppo, non c'è crescita e bisogna naturalmente sostenere le imprese. Oggi, terzo e ultimo giorno del Salone Mediterraneo delle Imprese, che cosa ci aspetta? Lo chiediamo al padrone di casa, al presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che è in collegamento con noi. Buongiorno presidente, ben trovato. Buongiorno, grazie a voi. Un saluto ai telespettatori. Allora presidente, che cosa ci aspetta in questa giornata conclusiva dell'evento? Diciamo che è stato un bel impegno, abbiamo messo al centro Taranto come era da nostro obiettivo, ma soprattutto il nostro obiettivo era quello di cambiare un racconto che da troppo tempo andava su un tema, quello della grande industria, che oggettivamente noi tutti vediamo che è in crisi, e soprattutto abbiamo provato, ma penso che abbiamo messo al centro Taranto in un racconto che secondo noi deve essere nuovo per quello che è un percorso diciamo che ha raggiunto dei livelli, lo testimoniano i dati del Sole 24 Ore, che non ci confortano. Però quello che più ci preoccupa è che noi abbiamo fatto uno spin-off prima dell'evento stesso, preparativo, con i giovani delle quinte, di alcune classi delle quinte, e con l'Università di Bari, dove purtroppo il 7% dei giovani rimane a Taranto.
però c'è un dato che diciamo è confortante, che un 60 di quelli che vanno fuori tornerebbero a Taranto se ci fossero le opportunità. Il racconto va cambiato. Il primo giorno, lo raccontavo in apertura, uno degli argomenti, diciamo, sui quali vi siete confrontati è come mai, diciamo, le imprese tarantine, nonostante, diciamo, un po' di fondi che siano arrivati tra JTF, fondi di sviluppo e coesione, abbiano avuto difficoltà a intercettarli. Che passi stiamo compiendo per acquisire le competenze e poter essere competitivi da questo punto di vista rispetto ad altre imprese, non farci, tra virgolette, uso una parola diciamo brutale ma efficace, colonizzare anche da questo punto di vista? Ha perfettamente centrato l'obiettivo, è stato quello che noi abbiamo ieri denunciato anche pubblicamente alla presenza dei ministri. Qual è stata la richiesta anche alla presenza della regione? Cioè noi abbiamo una marea di fondi che ieri ci sono stati annunciati, la mia dichiarazione è stata: o sono insufficienti nonostante il numero dei tanti soldi che sono arrivati, o probabilmente abbiamo sbagliato gli obiettivi. E questo è stato detto. Un obiettivo, il raggiungimento di uno dei dati, di una delle denunce che abbiamo fatto nei mesi scorsi, era quello di cambiare il codice Ateco in relazione alla richiesta dei fondi del Just Transition Fund. Abbiamo fatto una richiesta alla regione dove abbiamo detto che probabilmente c'erano dei tavoli che avevano determinato dei percorsi. Devo dire che in quei tavoli c'erano anche la Confcommercio regionale, ma oggettivamente ci siamo accorti che probabilmente spostando i codici Ateco, quindi spostando l'orientamento dei fondi verso quelle che sono le piccole e medie imprese, quelle che tutte stanno soffrendo, quello che sono il tessuto di base, probabilmente questi fondi riusciamo a intercettarli. Però qui ci dobbiamo fare autocritica tutti, dobbiamo trovare il modo, perché mentre l'azienda strutturata sa come intercettare quei fondi attraverso i suoi consulenti, i suoi professionisti, noi forse, cosa che abbiamo chiesto ieri, di provare anche ad aiutare a far sì che si possa attuare, è quella di sportelli che aiutino le piccole e medie imprese a intercettare quei fondi, mettendo a disposizione i loro professionisti preparati che possano intercedere e quindi fare in qualche modo le imprese in questo percorso. Infatti, Presidente, torno alla domanda iniziale. Oggi giornata conclusiva, che cosa ci aspetta il Circolo Ufficiali? Oggi abbiamo è orientato allo sport, quindi abbiamo il nostro segretario generale che viene a Taranto, quindi Confcommercio si è messo al centro del nostro. Ieri c'è stato il presidente nazionale in video perché all'ultimo momento non è potuto arrivare. Oggi arriva a Bodi, abbiamo ancora dei panel che orientiamo su quello che è il processo dei Giochi del Mediterraneo, ma anche qui attenzione. Il percorso che abbiamo attuato non deve essere un percorso di arrivo, ma un percorso di partenza, perché abbiamo la grande responsabilità di quelle strutture che oggi non sappiamo ancora dove, come sostenerle, come poterle. Noi parliamo delle strutture dei Giochi del Mediterraneo, immagino, quelle sportive, quelle del Gioco del Mediterraneo, che sono impegnative per il nostro territorio, che sono un'azione di rilancio, e noi dobbiamo provare adesso a trovare il modo anche per dare dignità alle piccole associazioni sportive che noi stiamo provando a rappresentare. Presidente, io mi facevo proprio questa domanda nei giorni scorsi, questi impianti che sono davvero oggettivamente futuristici, cioè sono fighissimi anche solo a vederli adesso che non sono pronti, figuriamoci quando saranno finiti, però è come se regalassimo una Ferrari a una famiglia che diciamo ha difficoltà ad arrivare a fine mese, o mi sbaglio? Cioè come li manteniamo sti impianti? Ma se noi facciamo una riflessione generale, dottor Casula, un po' tutto ci è arrivato troppo in fretta e la città non è preparata al ricevimento. Allora va detto anche che non dovevamo dire di no, perché altrimenti, come dire, avremmo perso un'occasione. Ma ci mancherebbe, però non possiamo neanche dire che qualcuno possa gestire per noi tutte queste strutture o non dare dignità a un territorio, partendo dalle piccole e medie imprese, partendo dalle società sportive, partendo da chi
deve avere e sviluppare quel discorso verso i giovani. Una sola domanda, una sola informazione gliela devo dare. Abbiamo detto che solo il 7% dei ragazzi rimarrebbe a Taranto, abbiamo detto che il 60% ritornerebbe, ma perché non sfruttare queste opportunità? Abbiamo intelligenza, abbiamo ragazzi che vanno a studiare fuori e non tornano a casa non perché non vorrebbero, ma perché non ci sono possibilità. Una responsabilità ce l'abbiamo noi, dottor Casula, ce l'abbiamo noi, la nostra generazione. Questo l'ho detto anche ieri, perché probabilmente abbiamo creduto in un processo che però deve adesso avere un racconto diverso. Consentitemi, bisogna dare forza e dignità a questo territorio. Assolutamente, e grazie davvero anche per la schiettezza, Presidente Spadafino, e in bocca al lupo per questa terza giornata del Salone Mediterraneo dell'Impresa. Grazie davvero. Grazie, dottor Casula, grazie mille. Buona giornata e buon lavoro. Noi invece andiamo avanti con Orizzonte Taranto, giovani, lavoro. Se ne parlerà questa sera alle 21 su Cittadella TV con Maristella Massari ad Orizzonte Taranto. I dettagli ve li diamo tra pochissimo, restate con noi. Il nostro rewind alle 8:25. Parlavamo poco fa col presidente di Confcommercio di giovani di lavoro, di questo 7% che resta a Taranto, del 60% invece che da fuori vorrebbe tornare ma non ne ha la possibilità. Come creare occasioni di lavoro? Qual è la situazione del lavoro a Taranto? Sarà uno dei temi al centro di Orizzonte Taranto. L'approfondimento di Cittadella TV in onda questa sera alle 21 sul 94, è condotto come sempre da Maristella Massari, e qui diamo il bentornato. Buongiorno Mari. Buongiorno a tutti voi. E allora sì, lavoro, oggi parliamo di lavoro, il lavoro che c'è, quello che manca e quello che bisogna costruire per definire meglio le nuove esigenze produttive della città di Taranto, città in transizione non solo energetica ma proprio anche in qualche maniera culturale. Ne parliamo questa sera con Antonella Pulpo, che è la responsabile della sede di Taranto dell'ARPAL, l'agenzia regionale per le politiche attive, con Carmelo Sasso, che è il segretario generale di Will Trasporti Taranto, e con Silvio Busico, presidente di Accade di Mobilità. E quindi insomma sono tre figure che ci possono chiarire un quadro di situazione per quanto riguarda la città e la provincia di Taranto. Partiremo comunque da un dato che è quello drammatico della classifica del Sole 24 Ore, che ci rivede ben al 107° posto per qualità della vita dei giovani. All'interno di questo parametro della qualità della vita, inevitabilmente per i giovani non si può non parlare anche di lavoro. Io seguirò con particolare attenzione, perché pur non essendo ormai più all'interno di quella fascia dei giovani che va dai 18 ai 35 anni più o meno, devo dire che sono uno di quelli che in qualche modo a Taranto c'è sempre rimasto, ha scelto di rimanere, e il lavoro in qualche modo me lo so costruito. Io a volte non capisco i parametri di queste classifiche, a volte ho la sensazione che non riescano a dare piena luce, ecco. Poi non sto dicendo che la situazione non sia così drammatica, ma certo ha alcune sfumature, quindi io sicuramente vi seguirò con particolare attenzione. Mari, ti libero, così hai la possibilità di preparare questa giornata che sarà, immagino come tante, molto complicata, infinita. Esatto. Grazie davvero per essere stata con noi e buon lavoro a Maristella Massari. Grazie, buona giornata. Noi invece tra pochissimo parliamo dell'operazione appena messa a segno dalla squadra mobile di Taranto. 11 misure cautelari, droga e telefoni in carcere, 5 sono stati arrestati in cella, altri 5 sono finiti ai domiciliari. Ci sono delle donne, ci sono dei dronisti, quelli che attraverso dei dispositivi facevano arrivare per via aerea direttamente nel carcere di Taranto lo stupefacente e i dispositivi elettronici. Vi raccontiamo i dettagli di questa inchiesta con nomi, cognomi. Pensate, c'è anche un agente della polizia penitenziaria che è stato arrestato. Ve lo sveliamo tra un po'. La new hit delle 8:30, e adesso, come annunciato, vi raccontiamo i dettagli di una operazione messa a segno questa mattina, poche ore fa, dagli agenti della squadra mobile di Taranto, che hanno eseguito 11 misure cautelari. Agli arresti domiciliari è finito un agente della polizia penitenziaria, Domenico Matera,
coinvolto nell'ultima inchiesta su droga e telefono in carcere, che questa mattina ha portato, come vi dicevamo, all'esecuzione di 11 provvedimenti. 5 sono le persone finite in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 1 un obbligo di firma. Il poliziotto Domenico Matera è accusato di aver intascato una mazzetta da 8.000 euro per portare all'interno del carcere 700 grammi di hashish, 5 smartphone e 4 microtelefoni. È stato il GIP Giovanni Caroli, dopo gli interrogatori preventivi, a disporre a firmare l'ordinanza di custodia cautelare. La detenzione in carcere per Vincenzo Leone, difeso dall'avvocato Pasquale Blasi, e di Luigi Bello, 49enne poi tarantino Antonio Albano, il 45enne Daniele Leone e la 40enne Anna Pulpito. 5 quindi le persone finite in carcere, altre 5 sono invece finite ai domiciliari. Oltre al poliziotto Domenico Matera c'è il 33enne Massimo Scardicchio, la 46enne Marica Fanelli, la 32enne Teresa Malizia e la 73enne Adele Santamarina. Obbligo di firma invece per una 46enne Nadia Surio. L'indagine dei poliziotti agli ordini del vicequestore Antonio Serpico e coordinati dal PM Marco Colascina Nardulci ha portato alla luce un gruppo che, secondo l'accusa, spacciava nel carcere di Taranto potendo contare su un'organizzazione ben strutturata. Leone, insieme con il 42enne Luigi Bello, dall'interno della casa circondariale impartivano direttive a 2 indagati per procacciare telefoni e droga. Il materiale poi finiva ai corrieri che lo affidavano ai cosiddetti ai corrieri, scusate, che lo impacchettavano e poi lo consegnavano ai dronisti, cioè familiari e amici che attraverso un drone facevano arrivare il materiale all'interno dell'istituto. Due dei dronisti sono però stati sorpresi dai poliziotti mentre erano in procinto di alzare il dispositivo in volo e raggiungere le celle del carcere. L'indagine è poi partita in quel momento dalla squadra mobile in collaborazione con la polizia penitenziaria, ha permesso di ricostruire passo passo tutto il gruppo e arrivare alle responsabilità di tutti, fino al poliziotto penitenziario che ora dovrà difendersi dall'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Naturalmente siamo solo nelle indagini preliminari e quindi diciamo tutte le accuse dovranno passare al vaglio del processo. Chiudiamo qui la cronaca, tra pochissimo le nostre frequenze divergenti. Vi raccontiamo una storia particolarmente figa, è la storia del coro delle Mani Bianche. Parliamo di inclusione attraverso la musica, lo faremo con la nostra Liliana Doria ma anche con Tiziana Spagnoletta che dirige questa realtà bellissima, ma per farlo ci vuole un fisico bestiale.